La cosa più importante di queste simulazioni è creare una situazione di difficoltà nel personale che è addetto alla gestione dell'emergenza affinché elabori una dinamica mentale che poi gli permette di affrontare la realtà con già uno schema mentale ben preciso. Quindi l'esercitazione, anche se riesce male, anche se ci sono delle difficoltà, eccetera, per noi peggio riesce l'esercitazione, meglio è il risultato, perché così mettiamo in evidenza le criticità che riusciamo a evidenziare. E chiaramente evidenziare le criticità durante un'esercitazione è molto più costruttivo che non poi subire le criticità durante la realtà. Come viene organizzata la simulazione? Cioè, mi pare di capire che ci sono dei compartimenti stagni, cioè effettivamente chi deve aspettarsi, insomma, i pazienti e i familiari non sa che cosa si aspetta. Beh, un'esercitazione di questo genere è molto complessa e richiede mesi e mesi di lavoro, in quanto c'è un'equipe che prepara l'esercitazione, che quindi conosce tutti i dettagli di tutti i vari ruoli, però gli operatori che effettivamente si esercitano e quindi sono in addestramento e fanno prima dei corsi teorici e oggi vanno a fare la pratica, non sanno cosa fanno gli altri gruppi, quindi i simulatori vengono addestrati a parte, i parenti i parenti delle vittime vengono addestrati a parte, il personale ospedaliero viene addestrato a parte lo stesso, la direzione medica ospedaliera viene addestrata a parte. Poi il tutto viene assemblato e chiaramente assemblando i vari operatori nascono le difficoltà che è meglio nascano sempre in esercitazione e non durante una fase reale. A questo punto siete già in grado di avere così delle idee su come è andata? A questo punto abbiamo delle idee abbastanza parziali, in quanto l'operatore che doveva dare l'allarme appositamente non ha spiegato qual era l'evento che era successo, in modo che è stato messo in attivazione tutta una catena sapendo che era successo qualche cosa, ma non che cosa, per cui sono stati attivati i vigili del fuoco che sono accorsi, eccetera. E anche il personale ospedaliero non sapeva di preciso né quanti feriti, né quanti morti, quanti dispersi, quanti incolumi, proprio per creare una difficoltà oggettiva all'organizzazione ospedaliera che deve prepararsi ad affrontare un evento che è imprevedibile. L'evento qual era? L'evento che noi abbiamo simulato era uno scontro tra due battelli e quindi con parecchie persone che erano cadute in acqua, che nello scontro si erano fratturate oppure si erano fatte male cadendo nel battello, e alcuni che erano caduti in acqua e quindi c'erano dei principi di assideramento e dei principi di annegamento. E abbiamo anche creato una situazione in cui ci siano dei deceduti e ci siano anche dei dispersi. Chi ha partecipato alla simulazione? Alla simulazione hanno partecipato un po' tutte le forze che sono ausiliarie della pubblica amministrazione, in primis la Croce Rossa con i volontari del soccorso che ha fornito la maggior parte dei feriti, perché nella Croce Rossa ci sono dei truccatori addestrati apposta e anche i simulatori vengono addestrati, per cui l'impatto che ha il personale ospedaliero con questi simulatori è molto realistico. Poi c'erano i parenti delle vittime che sono stati reclutati nelle protezioni civili del comune di Vicenza proprio per cercare che ci fossero delle persone assolutamente estranee all'ospedale che non conoscevano Venezia e che arrivassero qui all'ospedale alla Spicciolata non conoscendo assolutamente nulla. Poi abbiamo avuto il contributo della Guardia Costiera Ausiliaria che con i suoi motoscafi, con i suoi gommoni è distribuita nei vari punti strategici di accesso alla città lagunare e che recuperano il personale sanitario reperibile per portarlo rapidamente all'ospedale per operare, per andare in rianimazione, per andare nei vari reparti. E concludendo poi c'è la Croce Rossa Militare che ha fornito un po' il servizio di supervisione e di sorveglianza per la sicurezza degli stessi operatori. E una cosa che poi è stata fatta nell'ospedale è stata attivata la protezione civile di Venezia, che teoricamente è quella che per prima accorre in caso di un incidente, che ha presidiato l'ospedale in modo da sigillarne le porte e consentire all'ospedale di lavorare, perché quando succedono questi eventi con tante persone è facile che poi l'ospedale venga paralizzato perché centinaia di o parenti o curiosi o perché non sanno dove è finito il parente vadano a ingorgare il pronto soccorso e la radiologia e le parti operatorie, creando una grande confusione, per cui il compito della protezione civile di Venezia è quella di bloccare immediatamente gli accessi assieme alle forze dell'ordine, di fornire le informazioni e convogliare
tutti i parenti in un'area che è quella del Chiostro Salice, dove i parenti devono attendere con pazienza e vengono supportati da degli psicologi, attendere di avere notizie precise e di ricongiungersi con i familiari. Poi abbiamo fatto in questa esercitazione una cosa molto importante che è ritenuta di carattere nazionale, perché per la prima volta all'interno dell'ospedale abbiamo utilizzato le squadre di emergenza psicologica della Croce Rossa, che sono giunte qui chiamate d'urgenza e forniscono il supporto psicologico ai familiari delle vittime e alle vittime incolumi che sono scioccati per lo spavento, eccetera, in modo da dare non solo un aiuto fisico ma anche un aiuto psicologico che riteniamo fondamentale. Un'ultima cosa, politica, queste cose costano anche farle, se è vero che poi insomma sono utili in casi reali, i soldi ci sono? Allora, nella ULSS di Venezia c'è una notevole sensibilità su questo e infatti il direttore generale, il dottor Antonio Padovan, quando ha inaugurato la sede del centro operativo misto ai Vigili del Fuoco di Mestre, dove c'è una grande sala operativa multimediale, dove vengono gestite tutte le maxi emergenze regionali e dove convivono Vigili del Fuoco, il SUEM 118, tutte le forze dell'ordine, ha sostenuto che siamo diventati bravissimi a organizzarci nella gestione dell'emergenza conosciuta, gli incidenti eccetera, però dobbiamo fare uno sforzo per gestire l'imprevedibile e la ULSS ha investito un sacco di soldi nella preparazione del personale e nella preparazione di queste esercitazioni perché le ritiene fondamentali e questi soldi vengono presi dal bilancio della formazione. Sapete che ogni ULSS ha vari capitoli di bilancio per l'acquisto di materiali, per i restauri, per il personale eccetera e c'è un capitolo di bilancio proprio per la formazione del personale. Noi riteniamo che questo ospedale di Venezia qui abbia fondamentalmente due gambe sulle quali reggersi. Il primo fondamentale che deve essere un ospedale che risponde alle necessità di un'eventuale emergenza per la città di Venezia. Città di Venezia che ha 60.000 abitanti però ha 20 milioni di visitatori l'anno, per cui un evento catastrofico potrebbe avere delle ricadute, degli effetti devastanti. Per cui questo ospedale deve essere assolutamente preparato a gestire tutta l'emergenza e questo è il primo passo che è stato fatto. Ci abbiamo lavorato un anno perché per mesi abbiamo preparato teoricamente il personale, oggi stiamo facendo la prima esercitazione che verrà ripetuta in primavera del 2009 con l'esercitazione anche in acqua, quindi con i mezzi di soccorso in acqua. Io mi posso dichiarare molto soddisfatto di come è andata perché abbiamo visto che pian pianino, dopo i primi momenti in cui molti recalcitravano e dicevano ma che carnevalata facciamo eccetera, hanno capito l'importanza di questa cosa per cui la sensibilità sulla emergenza è diventata effettivamente reale, mentre una volta pensavano che prevenire porta sfiga. E invece prevenire è fondamentale, specialmente in questo momento qui. Grazie.